A breve uscirà, se non l'ha già fatto, il calendario di eventi del mese di agosto che vedrà Sottomarina scenario di feste e intrattenimento. Ieri, ultimo sabato del mese di luglio, si è tenuto un evento che ha saputo attrarre a Chioggia, a Sottomarina, centinaia e centinaia di persone che hanno letteralmente invaso Piazza Italia, Viale Veneto, Viale Venezia e Viale Padova, oltre che Piazza Todaro e lo Spiazzo in Viale Padova. Intrattenimento diffuso quindi, dando modo a chiunque di svariare, girando tra i vari eventi, soffermandosi su quelli ritenuti più confacenti al proprio gusto. La musica anni 90 in Piazza Italia è stato un continuo martellante coinvolgimento del pubblico, che ha risposto positivamente facendosi prendere dalle note di canzoni che hanno fatto un'epoca, accompagnate dalle coreografie di Gianluca Frezzato, ma il pieno di pubblico lo ha fatto anche Piazza Todaro, con il concerto, con le musiche dal vivo, con le coreografie classiche a lume di candela, come ha fatto il tutto esaurito il pianista fuori posto, in bis dopo il concerto all'alba tenuto la mattina di sabato. Pubblico divertito e curioso in passeggiata nelle vie principali, dove ha potuto godere, genitori e bambini, dei primi videogiochi, quelli che hanno iniziato un'epoca, potendo anche svolgere una partita a scacchi su una scacchiera misura maxi o giocare su desk vintage. In Viale Veneto molto pubblico è stato attratto dalle auto dell'epoca, dove la Fiat dei mondiali col logo di Ciao è stata protagonista di reminiscenze, mentre la DeLorean di Ritorno al futuro, attrezzata con il catalizzatore temporale e le portiere con apertura d'ali di gabbiano, ha attratto foto a nastro. Mancava solo Emmett Doc Brown a invitare a farsi un giro. Una serata che è stata un successo, ovunque si volgessero gli occhi. Sottomarina ha bisogno di eventi come Chioggia, come Isola Verde, dove il turista e il residente possa avere scuse per poter girare la sera, trovando un ambiente ricco di offerte. L'amministrazione sta investendo molto degli introiti derivanti dalle tasse di soggiorno per rendere più attrattiva la località. Le prossime settimane porteranno all'evento clou dell'estate, mantenendo alta l'attrattività. Pubblicheremo il calendario degli eventi di agosto appena sarà disponibile, augurando a tutti un buon divertimento nei nostri lidi. Il video della serata di ieri è sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.